Siamo a Palazzo Folco, sede della soprintendenza, situato nel centro storico di Padova, nel quartiere Santa Lucia. Questo palazzo è il risultato di tantissime trasformazioni architettoniche. Quelle più antiche e leggibili ancora oggi risalgono al 1300. Negli anni '20 del secolo scorso il palazzo si salva dalle demolizioni volute dal regime, grazie alla presenza di famiglie di senza tetto che lo occupano. Questa è la ragione che porta il Podestà di Padova nel 1932 a cedere al Ministero questa casa, nel frattempo diventata di proprietà del Comune. Fu il vicepresidente della Camera, Emilio Bodrero, a individuare per primo la Casa Folco come possibile sede istituzionale stabile della Soprintendenza Archeologica. Ma la concessione dell'edificio alla Soprintendenza fu possibile grazie all'interessamento dell'archeologo Roberto Paribeni, direttore generale di Antichità, del professor Ferrari e del professor Carlo Anti dell'Università di Padova. La soprintendenza doveva infatti liberare la sede utilizzata sino a quel momento, un appartamento ricavato al primo piano di un palazzo di Piazza Capitaniato. L'edificio aveva già ospitato la Biblioteca Universitaria di Padova e nel 1913 era stato destinato ad accogliere la soprintendenza e l'Istituto di Archeologia dell'Università. La soprintendenza si trasferì a Palazzo Folco quando non erano stati ancora avviati i lavori di restauro, completati solo pochi anni prima della guerra. La vicenda non fu indolore. Soprintendenza e Istituto di Archeologia condividevano gli ambienti collegati alla Sala dei Giganti, un salone monumentale del palazzo in Piazza Capitaniato, che costituiva il fulcro intorno al quale ruotavano i progetti di sistemazione degli edifici centrali dell'Ateneo Padovano, di cui si occupò proprio il professor Carlo Anti nel suo nuovo ruolo di rettore. Ettore Ghislanzoni fu nominato soprintendente nel 1923, dopo 10 anni di attività archeologica in Cirenaica. Anche Carlo Anti aveva preso parte agli scavi e alla scoperta dell'antica Cirenaica, attività che era proseguita di pari passo con l'occupazione militare della Libia da parte dell'Italia fascista. In Libia probabilmente Anti e Ghislanzoni fanno conoscenza subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Due archeologi appartenenti a due generazioni diverse, che si confrontarono in modo diverso con la realtà sociale disegnata dal fascismo. Ghislanzoni, ormai quasi sessantenne, si batté perché la sede dell'ufficio rimanesse a Padova, coinvolgendo direttamente Emilio Bodrero, professore ordinario di filosofia a Padova, oltre che vicepresidente della Camera. Il trasferimento della sovrintendenza da Piazza del Capitaniato a Palazzo Folco fu sostanzialmente un trasferimento forzato, addirittura disposto prima che venisse individuata la nuova sede della sovrintendenza stessa. Questo trasferimento sancì la netta separazione dell'istituto dall'Istituto di Archeologia, con il quale fino a quel momento aveva condiviso le attività di ricerca, studio, nonché i magazzini e i depositi dei reperti archeologici. Secondo quanto predetto da Carlo Anti nel 1932, ben presto la sovrintendenza si afferma quale istituto scientifico con personale specializzato di rango superiore, di rilevanza regionale. Questa duplice identità di ufficio burocratico e di istituto scientifico è rispecchiata fedelmente nell'archivio della soprintendenza. Si tratta di documentazione di uso corrente, che costituisce ancora oggi, anche a diversi decenni di distanza, strumento di lavoro insostituibile per l'attività dei funzionari archeologi. La sezione archeologica del nostro archivio comprende anche documenti legati all'attività svolta nel primo ventennio del Novecento, che mostrano come la soprintendenza acquisì sempre maggiore autorevolezza sul piano regionale, raccogliendo l'eredità della Commissione agli Scavi e ai Musei, istituita a Padova nel 1876,
e dalle altre commissioni provinciali che cessarono la propria attività nel 1904, quando la tutela del patrimonio archeologico divenne di competenza diretta dello Stato. Del secondo dopoguerra e del periodo successivo rimangono i carteggi intercorsi tra gli archeologi della soprintendenza con i funzionari e i ricercatori dei vari enti e con gli ispettori onorari attivi nel territorio del Triveneto. Da questo intreccio di corrispondenza, relazioni tecniche, disegni, atti amministrativi e fotografie emergono personalità come Ettore Ghislanzoni e come Bruna Forlati e Giulia Fogolari, le due ispettrici che portarono avanti l'attività di tutela svolta dalla soprintendenza anche durante il periodo bellico e che successivamente assunsero la direzione dell'ufficio. Nelle carte di archivio si fondono il sapere e il saper fare. L'esperienza accresciuta anno dopo anno grazie all'impegno di tutti. Impegno che si concretizza oggi come ieri, tanto nella tutela quanto nell'indagine, tanto nello studio quanto nella formazione. Il 27 agosto 1909 viene emanato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e delle commissioni per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, con cui sono istituite 10 sovrintendenze sugli scavi, sui musei e sugli oggetti di antichità. Nasce così la Soprintendenza del Veneto, che tra il 1924 e il 1927 allargò le proprie competenze territoriali, comprendendo anche la Venezia tridentina e la Lombardia. Sin da subito la soprintendenza svolge la sua missione di tutela facendo rete con le altre soprintendenze regionali. A Padova oppone resistenza alla trasformazione urbanistica imposta dal nuovo piano regolatore che determinò una profonda modifica del tessuto urbano di stampo medievale. Lo leggiamo ad esempio nelle parole del soprintendente Ghislanzoni che nel 1933 scrive al nuovo rettore Carlo Anti riguardo alla possibile demolizione di Palazzo Folco. Pochi mesi dopo, l'edificio viene dichiarato di importante interesse e sottoposto a tutela dalla Soprintendenza ai Monumenti di Venezia. Gli anni 30 furono attraversati da una profonda frattura della nostra società civile. Anche le leggi razziali investirono direttamente la storia della Soprintendenza, che dovette privarsi dell'operato dell'archeologa Alda Levi, dispensata dal servizio dal 1 febbraio 1938. Alda Levi ricoprì la carica di ispettrice per il territorio lombardo, assumendo la direzione dell'ufficio staccato di Milano dal 1927 al 1938. A lei si deve il primo censimento dei beni archeologici della Lombardia, grazie al quale durante la guerra numerosi monumenti furono salvati dalla distruzione. Già dalla fine degli anni '20, infatti, era nell'aria il presagio dello scoppio imminente di un'altra guerra. Alla corsa agli armamenti si contrappose la corsa alla protezione dei monumenti dalle offese belliche, intrapresa negli stessi anni da commissioni ministeriali appositamente costituite. La soprintendenza lavorò alacremente per custodire i reperti in luoghi sicuri e per disporre le protezioni antiaeree dei monumenti antichi, come il Teatro Romano di Verona. La zona compresa tra il Po, il Mincio e l'Adige era infatti considerata come particolarmente esposta alle offese belliche. Per i lunghi anni della guerra, l'aspetto dei centri storici venne stravolto con la costruzione di ogni sorta di struttura utile a proteggere almeno le persone. Anche Palazzo Folco venne dotato delle necessarie protezioni grazie all'interessamento diretto del nuovo soprintendente Giovanni Brusin e di Giulia Fogolari e nonostante il disinteresse iniziale mostrato dalle altre autorità presenti sul territorio. Davanti il portico esterno che oggi si vede in via Aquileia venne costruita una barriera antischegge e sotto il portico fu ricavato un accesso secondario alla cantina dell'edificio, dove fu ricavato un rifugio antiaereo. Durante gli anni di guerra la soprintendenza si era dotata di tutto l'equipaggiamento necessario, tute e maschere antigas, lampade azzurre, coperture per l'oscuramento dell'edificio. Ma tante precauzioni non dovevano sembrare sufficienti.
Dopo l'8 settembre, le casse in cui erano stati ricoverati i reperti archeologici vennero trasferiti in custodia alla Basilica del Santo di Padova, subito prima dei bombardamenti che ferirono il centro di questa città, colpendo anche Palazzo Folco. Dopo la guerra, la soprintendenza riprese la sua attività con rinnovato entusiasmo, coinvolgendo numerose maestranze nelle operazioni di scavo. Questo fu un modo per contribuire al rilancio dell'occupazione nel paese e anche per scoprire veri e propri talenti dell'archeologia anche tra la popolazione meno istruita. Ad esempio, Giovan Battista Frescura, assunto come salariato nel 1950, dopo aver partecipato agli scavi di Lagole in Cadore, arrivò a ricoprire il ruolo di primo assistente. Conoscere, indagare le evidenze archeologiche del Veneto, della Lombardia, del Trentino e del Friuli sono gli obiettivi perseguiti sin dalla prima adesione di Ghislanzoni ai lavori per la redazione della Carta Archeologica d'Italia, una rappresentazione topografica di tutte le scoperte archeologiche fatte sul nostro territorio. I lavori intrapresi nel 1927 e proseguiti per oltre mezzo secolo furono portati a compimento dopo la guerra dalle archeologhe Giulia Fogolari e Bruna Forlati. La carta archeologica è stata rivista e aggiornata nei decenni successivi con il concorso di altri enti e di diversi studiosi e rimane tutt'oggi un riferimento indispensabile per l'archeologia preventiva, insieme al moderno WebGIS Raptor, un sistema informativo per gestire i documenti relativi a scavi, progetti e siti archeologici, attualmente condiviso tra 9 soprintendenze del Nord Italia, dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, che offre al cittadino un libero accesso ai dati progressivamente informatizzati inerenti ai siti archeologici regionali. Attraverso un secolo di storia, le tecniche di indagine sono diventate più sofisticate. Sono mutati i linguaggi, sono stati allargati gli orizzonti di ricerca e gli strumenti di tutela sono diventati più efficienti ed efficaci. La soprintendenza, attraverso i complessi meccanismi della tutela, restituisce valore a tante storie della Terra che possono essere ancora raccontate. Conoscere, indagare, tutelare, restituire alla conoscenza e al godimento collettivi le scoperte è quanto realizza la soprintendenza a vari livelli. Mostre, convegni, pubblicazioni, restauro e musealizzazione di aree archeologiche o di reperti. Sono numerose le iniziative realizzate nel corso di tanti anni di attività.